Si sono tutti impoveriti gli italiani, in un modo, chi più chi meno, insomma. No? Allora, Alessio Morozzi. Siamo nella melma, profondamente nella melma. Siamo in una melma dalla quale non ne verremo mai fuori se, con rispetto delle persone che mi hanno preceduto e che peraltro singolarmente stimo, continuiamo a pensare la politica come il teatrino degli accordi, delle divisioni per i comporsi, torniamo all'origine perché così siamo più forti e quant'altro. È una realtà che contamina tutti i partiti, l'abbiamo visto dal PD al PDL, a Scelta Civica, a Casini. Non credo ci sia nessuno estraneo, perché perfino alla Federazione della Sinistra, o meglio quell'area della sinistra che già in precedenza aveva fatto il suo dovere scomponendosi, vi sono dimostrazioni che non c'è nulla più di omogeneo, perché la politica intesa come accordi che vengono assunti lontani dal territorio è una politica che non ha più futuro, non ha più possibilità di realizzarsi. Mi viene in mente una battuta che ho letto l'altro giorno, uno ha scritto: non c'è più il futuro di una volta, no? Ed è una battuta che c'entra un po' quella che è la situazione, cioè nessuno, tradotta in termini diversi, è più in grado di pensare a un cambiamento se questo cambiamento viene ad essere riproposto in un quadro che è fallito, che è il quadro italiano. Questo è il dramma. La collega Tacchetto, che mi ha appena preceduto, parlava di eventi che che possono accadere per fine anno, e ipotizzava da un lato eventi gravi di interruzione della viabilità, credo, o altre azioni di manifestazioni piuttosto, diciamo, di rilevanza di ordine pubblico. Io credo che quelle non portino a nulla. Io mi auguro che non ci sia nessuno esagitato che pensi che si risolvano i problemi interrompendo il traffico delle strade o bloccando le ferrovie o facendo gesti di questo tipo. Si deve invece manifestare, questo sì, e questa è l'altra possibilità che c'è. In questo senso noi abbiamo, c'è già programmata una mega manifestazione cui si prevede una partecipazione tra i 5 e i 10.000 soggetti. C'è anche un'aggregazione, un cartello che si chiama Il Veneto Decida, che è un comitato che ha il solo scopo di farsi carico di una proposta di cambiamento per il Veneto attraverso il passaggio della consultazione referendaria sul quesito dell'indipendenza, proprio perché riteniamo, ripeto, all'evidenza dei fatti, dell'obiettività degli eventi, che in Italia non ci sia più nessuna partita a giocare. È una speranza mal riposta quella di ritenere che in Italia possa cambiare qualcosa passando dal Parlamento e dalle strutture dei partiti che vediamo all'opera in questo momento. Quindi una grande manifestazione di un comitato che non è un comitato elettorale, ma un comitato politico che si chiama Il Veneto Decida, che si è riunito esclusivamente con lo scopo di sostenere un passaggio democratico, che è quello appunto della consultazione referendaria sull'indipendenza, anche di chi non approva la scelta indipendentista, però ritiene fondamentale difendere il diritto dei veneti di pronunciarsi su questo quesito. E questo è un fatto di democrazia e di libertà che da una televisione libera, una televisione privata, è importante sottolineare, perché evidentemente ha già assunto una dimensione di rilevanza politica nel momento in cui 2 province del Veneto, 2 consigli provinciali e un terzo, quello di Treviso, mi pare in arrivo fra pochi giorni, lo approverà, dove già 129, se non sono 130, consigli comunali del Veneto hanno già approvato l'ordine del giorno a sostegno di questa proposta di legge. Quindi un qualcosa che parte finalmente dal basso, non che viene regolato con i meccanismi, i giochi dei partiti come sentiamo dall'alto, un qualcosa che viene dal territorio per il territorio, un qualcosa che appariva fino a poco tempo fa un'idea così suggestiva, un po' da sognatori, un po' da soggetti fuori dal tempo, dallo spazio, direbbe un medico legale. Invece oggi è una realtà, nel dramma della situazione italiana, di questa Italia che noi amiamo ma non la riteniamo più all'altezza, in grado di rispondere istituzionalmente, democraticamente a quelle che sono le esigenze del territorio.
Andiamo tutti in piazza il 1° dicembre nel pomeriggio dalle ore 12 in poi a Bassano del Grappa. Sono annunciate le partecipazioni di associazioni imprenditoriali, associazioni di categoria, quindi di lavoratori, di imprenditori. È il mondo del lavoro che si muove, perché questo mondo del lavoro, direttore, non ha più speranza nel cambiamento italiano. Le dico di più, oggi ho incontrato una persona, e chiudo con questo esempio perché deve far riflettere, un signore che è stato un imprenditore che è stato per affari in Slovenia e mi raccontava che si è intrattenuto con un suo collega a Gorizia e questo gli diceva, ma sai a che punto siamo arrivati? Che a Gorizia ormai le signore al mattino si prendono la bicicletta per andare a comprare il pane a Nova Gorica. Se tu devi cambiarti le gomme dell'auto, i pneumatici, quelli a Gorizia ormai hanno chiuso tutti, bisogna andare a Nova Gorica, di là sta splendendo. Questo, se lei ci pensa cosa accadeva 40 anni fa, io ero ragazzi 30 anni fa, si andava a mangiare il pesce in allora Jugoslavia perché costava poco, adesso è il contrario. Siamo un paese disperato, anzi l'Italia è un paese disperato, bisogna che i veneti prendano in mano la situazione, un po' di orgoglio e di dignità con responsabilità per cambiare in nome dell'indipendenza. Questo dramma al quale esprimiamo anche noi la solidarietà anticipata prima, celebra il processo dell'inondazione e dei morti di 5 anni fa, è iniziato oggi, cioè vuol dire che non c'è più Stato, non c'è giustizia, non c'è garanzia, non c'è diritto, questo è il punto. Sai cosa c'è? Vale più, si può togliere un po' di ghiaia da un fiume. Lasciami fare una bella citazione, la diceva Sant'Agostino, quando uno Stato toglie il diritto e qua non c'è più, c'è soltanto una masnada di briganti, e questo è quello che ci rimane di questa Italia. Sì, ma si possono togliere le ghiaie dai fiumi? Si può togliere la ghiaia? Allora, sentiamo una battuta dell'avvocato. Una battuta volutamente balorda. Purché non mi parliate più di Berlusconi, perché veramente credo che non ce la facciamo più. Paese. Noi appena faremo il Veneto indipendente, gli daremo l'immunità, lo teniamo qua purché ci paghi ovviamente un soggiorno adeguato. Purtroppo. E così porta un po' di aziende. Ma non parliamone più per fatto il Veneto indipendente, venite liberati. Allora, Alessio Morosin, poi comunque voglia anche... Parto dall'ultimo sms che è appena stato mandato, un agricoltore del Montello che dice di alzare la voce. Io non credo che siano solo i polmoni che debbono investire il nostro impegno in questo momento. Certo, bisogna alzare il tono per sottolineare la gravità della situazione, però io credo che bisogna alzare soprattutto il livello della razionalità e del pensiero in un progetto che deve essere di vero cambiamento. Questo è il punto. Non vedo, non riesco a capacitarmi che ci sia ancora qualcuno, dubito che chi lo fa sia in buona fede, che possa pensare che si riesca a cambiare qualcosa a Roma. Ormai non si può cambiare nulla, o avviene una cosa violenta, io la detesto, i veneti non la amano, i veneti sono lontanissimi da forme di aggressione di piazza, di rivoluzione nel senso storico del termine. Noi vogliamo la rivoluzione con un progetto, con una idea, con una iniziativa completamente nuova. L'indipendenza non è una cosa contro, è un messaggio che io vorrei rilanciare nuovamente, perché sento che ce n'è bisogno, direttore. Non andate nelle piazze per spaccare macchine, per scontrarvi con la polizia, per bloccare le autostrade e altre amenità del genere. Fareste gioco di uno Stato come è avvenuto in Grecia, vedete come va a finire. Non si va da nessuna parte. Siamo composti, uniti in un progetto che è veramente di cambiamento, in radicalità, in profondità, nella visione dell'assetto che deve essere dato a questo territorio. Direttore, ci sono gli imprenditori, l'abbiamo visto anche prima, che non ce la fanno più. Non posso riferire circostanze precise, ma oltre a quelli che sono stati costretti a delocalizzare o hanno subito il fallimento perché lo Stato non le paga. A proposito, le racconto un aneddoto terribile di qualche giorno fa che ho dovuto portare a un mio cliente, un imprenditore che avanza una cifra importantissima da un ministero di questa Repubblica fallita. Siamo riusciti per un importo di quasi 1 milione di euro a pignorare presso la Banca d'Italia, un pignoramento presso terzi, e la Banca d'Italia non ci ha detto, ha pignorato l'unico fondo che aveva delle risorse, pensi, una cosa pazzesca. Questo fondo ci è stato adesso fatto all'opposizione spiegando che è un fondo non attingibile dal creditore, un imprenditore che ha dipendenti, che ha attività e tasse da pagare, perché sono destinati ai centri di identificazione ed espulsione. Vai, la beffa!
cioè il massimo della libido che possa accadere. Un imprenditore che avanza i soldi, che paga le tasse, che si trova in situazione, si pignora l'unico conto disponibile in quel momento, in quel giorno importante, presso la Banca d'Italia di quel ministero, e si vede opporre che è un conto vincolato speciale a disposizione dei centri di identificazione ed espulsione. Cioè, non c'è più Stato, non esiste più lo Stato. Altra questione, con l'ultimo decreto salva imprese hanno di fatto cestinato, ecco perché non c'è più lo Stato di diritto, hanno cestinato la legge Pinto, quella famosa che si poteva ricorrere per l'eccessiva durata dei processi, per cui tu io ne ho una quindicina di titoli, vado in esecuzione, non puoi più pignorare. Il collega di Roma mi ha restituito tutte le pratiche e ha detto non si può più pignorare. Fantastico. Dovresti fare una causa davanti al TAR per chiedere l'ottemperanza, per ottenere un provvedimento di ottemperanza, cioè dopo avere un provvedimento provvisoriamente esecutivo, in nome del popolo italiano si ordina e si comanda agli ufficiali giudiziari dall'esecuzione, siccome non riesci pignorando, perché non c'è più nulla da pignorare, perché li hanno dichiarati i fondi impignorabili, dovresti fare un giudizio di ottemperanza davanti al TAR perché il TAR nomini un commissario ad acta che vada a prendersi i soldi che tu avanzi. Ma lei capisce che non c'è più nulla, la gente ha ragione gli agricoltori sono allo sfascio, la giustizia non esiste, le imprese stanno chiudendo, ai confini del Friuli Venezia Giulia, a Gorizia, vanno a comprare il pane e a cambiarsi le gomme dall'altra parte, ma cosa aspetta la gente? Io dico, volete la violenza, ma ve la siete procurata? Io non voglio la violenza, io voglio un cambiamento radicale. Faccio un appello agli imprenditori, il 1° di dicembre, venite, so che tanti hanno già deciso, deliberato, ormai gli ordini del giorno a sostegno del progetto di legge 342 per il referendum lo votano le confederazioni delle varie categorie, lo votano loro, ma pensi direttore, me l'hanno chiesto, ci potete mandare l'ordine del giorno che votano i comuni, tolgono il nome del comune e mettono gli artigiani, i commercianti di quell'area, votano l'ordine del giorno, ormai non hanno più speranze, l'alternativa, come diceva qualcuno, è effettivamente la violenza, che non vogliamo, non fatevi fregare, mi passi l'espressione, da azioni che non siano pacifiche. Bisogna essere compatti, uniti, determinati. Lo Stato ha paura se siamo così, se siamo decisi in un progetto. L'indipendenza è possibile, ormai lo hanno capito tutti che è possibile. Oggi è un dovere, una necessità. Abbiamo creato un meccanismo, abbiamo aperto a tutti, perfino Gottardo, che io ringrazio, si dichiara favorevole al referendum, perfino era un elogio, non era una nota ovviamente. E quindi voglio dire, uniamoci tutti a Bassano del Grappa il 1° di dicembre, domenica 1° di dicembre. Dobbiamo fare una cosa, noi prevediamo 10.000 ma possiamo farne 50.000, è necessario essere compatti su questa azione. Grazie.